Carissimi lettori, sono la proprietaria di questi giardini, i giardini di Brighton, dove potrete ammirare moltissime creazioni fatte a mano da tantissimi commercianti che ho personalmente selezionato. Potrete ascoltare musica, potrete vedere le mie cugine danzare e passeggiare sulla promenade. Potete chiamarmi Lady Eleanor Demetra Rose Brighton prima, Lady Brighton, che forse è un po' più facile. Io amo le letture, amo i fiori e gli abiti colorati. Questo è stato selezionato dalla mia modista personalmente. Vi svelo un segreto. Questo pomeriggio nei miei giardini c'è stata una sfilata di moda, dove i nostri gentili lettori hanno potuto ammirare questi meravigliosi abiti creati dalle nostre modiste, come questo, ovviamente. Ma non ditelo a nessuno, è un segreto. Shh. $35 anni fa questo è nato come un vivaio, praticamente facevamo produzione di piante. Col passare del tempo abbiamo pensato di trasformarlo in luogo di vendita di piante a dettaglio e creare un garden center, però nel contempo stesso avevamo un'idea un po' particolare, girando un po' per il mondo, di creare una zona dove la gente passava anche il tempo, si rilassava. Quindi abbiamo creato, selezionando le piante, tirando via quelle che non servivano, una zona verde, un parco tematico che è ancora in costruzione perché stiamo costruendo altre zone. Quello che vedete adesso è una metà del parco. In futuro, a breve tempo, ci sarà anche il famoso Giardino delle Rose, il Giardino giapponese e altre cose molto particolari. Creare, diciamo, un posto un po' particolare dove la gente si può rilassare e può trovare di nuovo il contatto con la natura praticamente, che forse è una cosa che manca molto adesso. Noi vediamo tantissima gente che viene qui, specialmente i bambini che si rilassano, tornano a giocare con i bastoncini, con le foglie, si rotolano per terra, anche perché noi abbiamo fatto una scelta di non utilizzare prodotti tipo diserbi, veleni, in modo da non alterare, diciamo, quello che è la natura, la cosa a cui noi ci teniamo tanto, insomma, che sia una cosa molto molto ecologica. Quest'inverno a febbraio abbiamo fatto una sfilata di moda, abbiamo visto che è stata una serata molto interessante, che la gente era molto coinvolta e soddisfatta di quello che era stato fatto, e abbiamo detto perché non proviamo a farlo anche all'esterno, in mezzo al verde, in un posto rilassante, in mezzo ai fiori, ai profumi. E da questo è nata questa idea. Dopo logicamente lo stile inglese si presta molto a queste cose qua, la location secondo noi è fantastica, è unica, e abbiamo avuto questa idea assieme alla Jessica, alla Raffaella e a Stefano praticamente. Un format su invito e su prenotazione molto selezionato. Perché era importante mantenere questa esclusività? Perché noi volevamo una fascia, diciamo, di gente appassionata, gente che ama i dettagli, ama i profumi, i colori, i bei vestiti. Non volevamo creare un evento di massa. Penso che sia una cosa che manca molto al giorno d'oggi. La gente ha bisogno di rilassarsi, di rallentare, visto anche col discorso dei social, dei telefonini, la gente non si gode più il momento. Cioè stare fermi mezz'ora, guardare un albero, un fiore, respirare tranquillamente senza la fretta di fare le cose e vivendo i profumi, i colori e la natura stessa, che è quella che manca al giorno d'oggi, proprio il contatto con la natura. Noi siamo nati come realizzatori di giardini e già questo è un lavoro che ti obbliga a essere molto dettagliato, cioè la cura maniacale delle aiuole, dei fiori. Questo si trasmette anche nei vestiti, nell'alimentazione, nelle bevande, nel tè, nel gelato a chilometro zero, fatto in modo, diciamo, più possibile biologico. Quindi questa è una cosa molto importante che racchiude tutto l'intero progetto, insomma. Secondo noi un appuntamento del genere può essere considerato un evento molto naturale, molto particolare, rilassante, un po' fuori dagli schemi di cui siamo abituati adesso, di tutte quelle feste e gli eventi che ci sono in giro che mirano solo al business. Questa è una cosa un po', diciamo, che esalta la bellezza, la tranquillità, l'armonia con la natura. Io mi auguro che la gente vada via con una sensazione di rinascita, di crescita, che
che abbiano imparato anche qualcosa come apprezzare le cose belle e semplici e col ritmo di una volta. Avrò l'onore di presentare questa esperienza bellissima e meravigliosa, originale soprattutto, in stile Bridgerton ottocentesco, che evocano un po' i party inglesi. Presenterò numerosi défilé accompagnati da momenti canori, allestimenti floreali, tutto in stile Bridgerton. La protagonista indiscussa sarà sicuramente Lady Brighton con le sue dame.